Il sindaco Giovinazzo rassicura i cittadini, 4 contagiati non destano alcuna preoccupazione. Rese note le linee guida per far ripartire la scuola in settembre, dirigenti scolastici perplessi. Proseguono le proteste per l'alta velocità del Movimento Equità Territoriale, oggi presidiata alla stazione di Paola. Strutture alberghiere e lidi aspettano l'arrivo dei turisti nel rispetto delle regole, molto difficile, il tutto esaurito, ma non manca l'ottimismo. Impresa del Cosenza che vince a Cremona e spera nella salvezza. Il Crotone non va oltre lo 0-0 a Perugia. Buonasera dalla redazione TG10, Covid-19 in primo piano, dal focolaio di Palmi è derivato anche una serie di contagi, sono derivati una serie di contagi anche a Rizziconi, sono 5 i casi in tutto, il sindaco tranquillizza, non destano preoccupazione, sentiamo. Appartengono tutti allo stesso nucleo familiare le persone risultate positive al coronavirus a Rizziconi. Sindaco, quanti sono i contagi? 5 contagi, tutti componenti del medesimo nucleo familiare che erano stati precauzionalmente già posti in quarantena domiciliare quando mi fu comunicato dalle competenti autorità che erano venuti a contatto con uno dei casi positivi derivanti da Palmi. La cosa è circoscritta esclusivamente a questo nucleo familiare, c'è la continua sorveglianza da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP col quale continuamente sono in contatto, nonché assieme alla locale stazione dei Carabinieri di Rizziconi ci si aggiorna continuamente sulla situazione, per cui posso dire che allo stato attuale la situazione è circoscritta e assolutamente sotto controllo. La cosa importante altresì è che sono tutti e 5 asintomatici. Ma una notizia questa che ha suscitato un po' di preoccupazione lì a Rizziconi, sindaco? È normale, un po' di preoccupazione ci può essere, perché purtroppo è successo quello che un po' tutti temevamo, un po' tutti i sindaci, un po' tutti i cittadini in generale, di tutti i comuni si temeva, era che riaprire senza che ci fosse un minimo di filtro, di controllo, avrebbe potuto portare a situazioni del genere e purtroppo è successo. Speriamo che la situazione si fermi qui, anche perché da quello che sappiamo la questione a Palmi è tranquilla, è sotto controllo, è circoscritta anche lì. Qui sembra che tutto sia circoscritto, quindi speriamo che tutto si concluda nel migliore dei modi possibili. Soprattutto un grande augurio ai miei 5 concittadini che sono positivi al virus. Sono 175 nuovi casi a livello nazionale, 8 i decessi di oggi. In Calabria c'è un solo positivo in più, vediamo il bollettino regionale. In Calabria, ad oggi, sono stati effettuati 91.338 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.179, più 1 rispetto a ieri. Quelle negative, 90.159. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro 6 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 177 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 2 in isolamento domiciliare, 432 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 2 in reparto, 18 in isolamento domiciliare, 254 guariti, 19 deceduti. A Crotone 112 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 76 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare la loro presenza sul territorio sono in totale 9.120. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Il mondo della scuola in fermento dopo la pubblicazione delle linee guida non ancora definitive del governo. Tra le poche certezze, quella che a settembre si tornerà in classe.
E certo, si tornerà in classe il 14 settembre. I presidi avranno a disposizione il cruscotto informatico. Si tratta di un software che aiuterà i dirigenti nella ricognizione delle criticità, ma restano tanti problemi a partire dagli spazi, dalla turnazione e tanti timori per una scuola che potrebbe diventare a 2 velocità. Le linee guida del Ministero, non ancora definitive, già tracciano comunque un sentiero. Le responsabilità sono tante, spesso demandate alle singole scuole. Gli enti locali, le stesse famiglie dovranno lavorare in sinergia perché questa cosa si verifichi. C'è un rischio, accanto alla possibilità di ricreare serenità in un contesto come la scuola, anche la difficoltà in tutti i territori di agire allo stesso modo, perché i nostri territori sono diversi, le possibilità di questi territori sono diverse. Ci sono scuole che avranno più luoghi, più locali, altre che invece non avranno questa stessa opportunità. Non dobbiamo creare ulteriori differenze che già la didattica a distanza ha evidenziato. Noi abbiamo bisogno di una didattica in presenza che possa donare a tutti le stesse opportunità. Dobbiamo pensare ai bambini e ai ragazzi ed è per questo motivo che stiamo tentando di fare adesso delle prove perché i ragazzi e i bambini si ritrovino in un contesto sereno che salvaguardi anche la loro salute. Normative da adeguare per chi opera nel recupero dei tossicodipendenti, un fenomeno in 30 anni che è profondamente mutato, la legge invece no. E quanto chiedono gli operatori che nel Cosentino si sono ritrovati presso lo storico centro di solidarietà Il Delfino di Castiglione per la giornata mondiale contro la droga, il tema scelto, mai più invisibili. Vivevo per strada, in stazione, tanta era la gente attorno a me che saliva e scendeva dai treni, ma io ero solo con i miei vuoti. L'unica a farmi compagnia era la maledetta sostanza, che nel frattempo però mi stava togliendo la voglia di vivere, annullando completamente me stesso. Erano davvero tante le persone attorno a me, ma io grazie alla sostanza mi sentivo solo ed invisibile. Ora sono un uomo che cerca di tornare a sorridere, ritrovando la voglia di vivere. Migliaia di storie raccontano al Delfino, il centro da decenni in trincea contro la droga, successi e fallimenti in un mondo che è cambiato, diventando un vero e proprio labirinto di dipendenze. Oggi ci sono 500.000 consumatori strutturali in Italia e abbiamo un morto al giorno per sostanze stupefacenti. Nel mondo ci sono 700 prodotti sintetici, quindi l'eroina, la cocaina, persino i cannabinoidi sono riprodotti in maniera sintetica in laboratorio e fanno malissimo alla salute e di questi 700 in Italia ce ne sono presenti 300. Nessun caso di Covid nella comunità è stato sottolineato nel corso dell'incontro nella struttura di Castiglione e Cosentino in occasione della giornata mondiale contro la droga. Si lavora molto nella prevenzione, l'età dello sballo si è abbassata. Siamo intorno ai 13 anni qui a Cosenza. Siamo intorno ai 13 anni e purtroppo c'è anche il fenomeno dell'alcol che è dilagante. Oltre alla cocaina è ritornata prepotentemente anche l'eroina. Per fronteggiare questa grande battaglia ci vogliono più mezzi, più risorse, più investimenti. Il fenomeno cresce, l'attenzione cala, lo dimostrano gli strumenti normativi mai aggiornati. Bisogna partire da qui, si sostiene, per un contrasto più efficace alle dipendenze. Esiste una legge che è del 1990, cioè fa 30 anni come la nostra comunità terapeutica ed era stata pensata per l'eroina. Oggi che il fenomeno è molto più complesso e molto più diffuso e crea molti più problemi di natura sanitaria, di tipo sociale, di tipo legale, sarebbe importante una modifica normativa che prevedesse servizi sul territorio più articolati per andare incontro a bisogni che sono diversi rispetto a 30 anni fa. Flash mob a Paola per chiedere a Ferrovie Italiane più investimenti nel Sud Italia e prezzi adeguati all'efficienza del servizio. Iniziativa del Movimento per l'Equità Territoriale che denuncia quella che definisce la falsa alta velocità.
Anche a Paola il flash mob organizzato dal Movimento per l'Equità Territoriale, la protesta contro quella che viene definita la falsa alta velocità di Ferrovie dello Stato per il Sud Italia. Per i promotori sulle infrastrutture presenti si può viaggiare infatti ad una velocità massima di 150 km/h rispetto ai 300 km/h della vera alta velocità presente altrove in Italia. C'è poi la questione dei Frecciarossa, uno specchietto per le allodole, sottolineano, per giustificare l'aumento del prezzo del biglietto di oltre il 40% per un risparmio di tempo inesistente. Prezzi più cari dunque per un servizio inefficiente sotto tutti i punti di vista, ossia velocità, treni dismessi al nord utilizzati al sud e riduzione nella frequenza dei collegamenti. È una manifestazione che riguarda tutto il meridione, perché noi chiediamo la vera alta velocità per tutto il sud. Questa falsa alta velocità con questi trenini che vanno a 160 km/h non li vogliamo. Tra l'altro è una presa in giro, perché andiamo con la velocità media di bassa velocità, però ci fanno pagare un prezzo come se fosse alta velocità, con un tempo di percorrenza che è il doppio. Questo noi non lo possiamo tollerare. I promotori dell'iniziativa chiedono a Ferrovie dello Stato più investimenti per il mezzogiorno e che i prezzi dei biglietti siano adeguati all'efficienza del servizio. Ora chiediamo di essere trattati come tutti i cittadini italiani, come quelli che abitano in Lombardia, come quelli che abitano in Veneto, come quelli che abitano in Emilia Romagna, di avere una vera alta velocità con una nuova strada ferrata. Questi binari non vanno bene per l'alta velocità, ci sono i fondi e l'Europa ce le impone, bisogna costruire la vera alta velocità fino al sud, fino a Palermo. Protesta dei dipendenti dell'azienda di Castrovillari Campoverde. Sono 26 anni che lavoro qui dentro e ho 65 anni di età e non posso andare in pensione per colpa loro, perché non mi hanno fatto fare mai le giornate. Tensione all'esterno dello stabilimento Campoverde ex Osas di Cammarata di Castrovillari, da risolvere una lunga serie di problemi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, il non rispetto sembrerebbe di un precontratto da parte dell'azienda, che avrebbe dovuto integrare agli 87 lavoratori già presenti altri 35. Ho 66 anni e non posso andare in pensione perché mi mancano i contributi. Sono qua da 21 anni. E adesso questo signore non ci vuole far lavorare perché non abbiamo diritto. Noi abbiamo diritto a lavorare come tutti quelli che stanno lavorando, non è giusto. Il lavoro ce n'è poco, lo dobbiamo dividere. In periodi magri come questi lo dobbiamo dividere, non ci sono fasce 151 e quant'altro. Lavoro ce n'è poco, dobbiamo dividerlo per tutti. A fianco di questi lavoratori il sindacato Fismic Confsal. La fase che stiamo attraversando è estremamente complicata e dobbiamo tutti insieme impegnarci al massimo per affrontare le giuste rivendicazioni. Noi lotteremo fino alla fine per arrivare a un accordo, perché il diritto al lavoro è per tutti. Diciamo che veniamo fuori da una trattativa in un clima cordiale dove abbiamo registrato la sensibilità dell'azienda alle nostre argomentazioni, ma devo dire e evidenzio la sensibilità dell'azienda che ci ha convocato, e abbiamo anche ottenuto il risultato. I lavoratori e le lavoratrici avranno un rientro nelle loro attività al pari di tutti quanti gli altri, non ci sarà una distinzione per fasce, e poi per sancire definitivamente questo andremo al referendum tra i lavoratori, in modo tale che quella volontà debba essere presa e accolta come volontà di tutte le lavoratrici e i lavoratori da parte dell'azienda. Infine abbiamo ottenuto che chiediamo la convocazione della elezione della rappresentanza sindacale unitaria, che significa che sono i lavoratori che scelgono i loro rappresentanti aziendali attraverso il voto. Credo di poter dire che è stata un'ottima giornata. Proseguono le strutture alberghiere e i lidi che aspettano l'arrivo dei turisti. Naturalmente si devono rispettare le regole, diventa tutto un po' più complicato, non manca l'ottimismo. Noi oggi siamo andati sia sul Tirreno Cosentino che sullo Ionio Cosentino, abbiamo ricevuto più o meno le stesse risposte da parte degli operatori turistici, che sono soddisfatti di quanto sta avvenendo, speranzosi e ottimisti per il futuro. Tutti i nostri ombrelloni sono già quasi tutti fittati e quindi penso che ci sia un'estate, come dire, molto, molto bella, speriamo, anche perché qui insomma il Covid ci ha sfiorato, però abbiamo, come
come dire, un'area molto bella, molto sana, quindi io invito a venire la gente qui in Calabria e anche qui a Corigliano Rossano. Abbiamo investito e quindi ci crediamo tantissimo in questa estate. Certo è un punto interrogativo, però dobbiamo essere, come dire, positivi. Noi siamo veramente soddisfatti, sia come ristorante, come Lido, abbiamo diverse prenotazioni e siamo contenti perché diciamo che questa paura di andare ai ristoranti non c'è, stiamo lavorando veramente bene. Difficoltà sono un po' particolari, il fatto delle mascherine, di alcune cose, dei camerieri, così col caldo, così, però diciamo che difficoltà ce ne sono state poche, ecco, perché la gente viene. E noi abbiamo sfruttato questo fatto qua, per esempio noi non teniamo la distanza di 1 metro ma abbiamo raddoppiato, abbiamo fatto la distanza tra i tavoli 2,20 m, però quando c'è tanta richiesta facciamo doppio turno, per esempio stasera abbiamo 2 turni, un turno alle 20:30 e l'altro alle 22:30, così evitiamo assembramenti, evitiamo tante cose, così la gente viene a cenare in modo tranquillo. Torniamo sull'argomento brand Reggio Calabria, un marchio che distingua un'area ben precisa e la promuova. C'è molta attenzione da parte del mondo imprenditoriale reggino nei confronti del progetto di lanciare un brand che riguardi l'intera città metropolitana, quindi Reggio, la costa ionica e la costa tirrenica. Imprenditori che operano da diversi anni sul territorio e che hanno acquisito un'esperienza tale secondo la quale si può arrivare a pensare che l'idea risulterà vincente. Ed in effetti creare un brand sulla base di quelle che sono le potenzialità culturali, turistiche e storiche del comprensorio locrideo e della piana di Gioia Tauro, nonché di quello reggino, naturalmente può rappresentare una scommessa possibile. Ieri a Siderno, nell'aula consigliare, Klaus Davi, giornalista e mass mediologo, ha lanciato l'idea, l'ha pensata lui, l'ha elaborata con la collaborazione di sindaci della città metropolitana e ovviamente degli imprenditori di cui c'era una importante delegazione. Insomma, un confronto a più voci che ha portato a pensare quanto sia possibile immaginare un nuovo percorso che porti sviluppo. E adesso parliamo di calcio. Il Cosenza vince anche a Cremona, conquista i secondi 3 punti consecutivi. Adesso toccherà lunedì affrontare il Trapani, poi venerdì l'Ascoli. Insomma un buon inizio in questa parte del campionato molto particolare post-Covid per quanto riguarda l'Italia, con Roberto Occhiuzzi che sta facendo girare in modo egregio la rosa rossoblu. Ieri una bellissima prestazione allo Zini, che da sempre è stato un terreno ostico, in gol Rivière e Jaime Baez. Cosenza inarrestabile a Cremona, i rossoblù di Occhiuzzi centrano la seconda vittoria consecutiva portandosi a -2 dalla zona play-out e battendo una diretta concorrente. La gara si gioca su ritmi alti e dopo pochi minuti Carretta cerca la porta da posizione defilata, ma la palla finisce sul fondo. Dall'altra parte Valzania manda alto sulla traversa da ottima posizione, ma al 25esimo i lupi sbloccano il risultato grazie ad un filtrante di Prezioso che vede l'inserimento di Rivière e sulla sua conclusione Ravaglia non può nulla. I padri di casa accusano il colpo ma provano a reagire. Al 32esimo mettono i brividi ai calabresi con questo colpo di testa di Ciofani che si stampa sulla traversa. Poi, quasi allo scadere, Parigini tutto solo si divora la chance del pari tirando alto dall'interno dell'area di rigore. Nella ripresa il Cosenza raddoppia al 3° minuto con un colpo di testa di Baez su assist di Casasola, smorzato da Ravaglia che varca la linea di porta e per il direttore di gara è valido. Bisoli striglia i suoi e Gaetano si divora l'ennesima occasione da gol per riaprire il match, mandando fuori di un soffio, e dall'altra parte Casasola inarrestabile crossa per l'accorrente Rivière, ma il suo tocco viene deviato in corner. I grigiorossi spingono sull'acceleratore ma la conclusione rasoterra di Celar si spegne sul fondo e alla mezz'ora la conclusione di Valzania deviata sfiora il palo. Poi l'arbitro concede un penalty ai padroni di casa ravvisando un fallo di mano di Idda in aria che lascia in 10 i rossoblù. Sul dischetto si presenta Ciofani che si fa ipnotizzare da Perina
al suo terzo rigore parato in questa stagione, che festeggia così la nascita del secondogenito. Finisce così con il Cosenza che compie un altro passo in avanti verso l'agoniata salvezza. Conta sempre il lavoro che fa la squadra, che fanno durante la settimana i ragazzi, un lavoro che lo stanno coltivando loro giorno dopo giorno, e quindi qualsiasi interprete entra e gioca dovrà fare, per quello che riguarda il suo ruolo, i suoi compiti con soprattutto tanto cuore, quella è la cosa più importante. Bisogna lavorare durante la settimana sempre con la consapevolezza che una partita ti riserva delle difficoltà. Abbiamo affrontato una squadra che ci ha messo in difficoltà, ha delle qualità, allenata bene, e quindi ci ha schiacciato alla fine, non riuscivamo, tante volte devi anche capire che ci sono dei momenti e devi saperti difendere, quindi l'importante lo fai tutti insieme, lo fai compatto, non perdi la testa, bisogna dare anche merito all'avversario, che è un avversario di tutto valore, insomma. Crotone, gran parte della partita giocata in superiorità numerica, dopo l'espulsione di Di Chiara nel Perugia non è riuscito a sbloccare la gara e portare a casa 3 punti. In classifica lo Spezia si fa avanti mentre si arenano Frosinone e Pordenone. Vediamo. Ancora un pareggio per il Crotone, che mantiene comunque il secondo posto in classifica. La squadra di Stroppa, Renato Curi, contro il Perugia deve fare a meno di Barberis, recuperando Messias. I calabresi fanno la voce grossa al prontivia con Armenteros 2 volte pericoloso, poi al 17esimo è Messias a sfiorare l'incrocio dei pali. Cosmi deve rinunciare a Falcinelli al 22esimo, costretto ad abbandonare il campo per infortunio, e al 26esimo restano in 10 per l'espulsione di Chiara per proteste verso il quarto uomo. I pitagorici cercano di approfittare della superiorità numerica, senza però sortire gli effetti sperati, ma al contrario sono gli umbri a rendersi pericolosi dalle parti di Cordaz con il solito Iemmello. Nella ripresa stesso refrain, con azioni pericolose da una parte e dall'altra. Cosmi tira un sospiro di sollievo quando il colpo di testa di Mustacchio si stampa dritto sulla traversa, e poco dopo quando il diagonale di Crociata fa la barba al palo. Ancora gli ospiti mettono i brividi con il neoentrato Evans, e poi Cordaz compie un miracolo sul tiro di Bonaiuto. L'ultimo sussulto è di Maxi Lopez, che su punizione sfiora il vantaggio. Poi al triplice fischio il match termina a reti inviolate, e per i rossoblù è il 6° risultato utile consecutivo. Queste tante occasioni dovevano portare punti, e come la partita scorsa portiamo a casa soltanto un punto. Al di là di questo si poteva anche rischiare di perderla, e quindi andiamo avanti, guardiamo soprattutto avanti e pensiamo alla prossima partita di Ascoli. Di sicuro i ragazzi hanno fatto una buona prova, si poteva fare qualcosa in più nella cattiveria, nella voglia di voler portare a casa il risultato, però comunque abbiamo creato parecchio, soprattutto nell'ultima mezz'ora. Sarà una pianista calabrese a rappresentare l'Italia a Bruxelles in un concerto live streaming presso l'Istituto Italiano di Cultura, evento in programma sui social lunedì prossimo alle ore 19. La pianista cosentina Giusy Caruso rappresenterà l'Italia in un concerto live streaming in programma lunedì prossimo alle 19 dall'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles. Un concerto senza pubblico per le restrizioni dovute alla diffusione del virus Covid-19. Ma la musica non si ferma, e l'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, in collaborazione con il CIDIM, Comitato Nazionale Musica, vuole portare l'arte direttamente nelle vostre case attraverso i social, con una formula concertistica nuova, interattiva. Di Giusy Caruso, che è anche ricercatrice e musicologa, la stampa specializzata parla come di una delle realtà interpretative più interessanti sul piano internazionale. Il mio concerto, omaggio all'Italia e a Beethoven, in occasione dei 250 anni della nascita del compositore tedesco. E in apertura di concerto un omaggio alla Calabria. È la mia lezione concerto, che non poteva non prevedere un omaggio anche al nostro compositore Alfonso Rendano. E adesso suggerimenti dalla cucina con Gemma Altimari. Benvenuti nella mia cucina. Abbiamo bisogno di certezze.
anche in cucina, e noi abbiamo una certezza granitica, la patata della Sila. Abbiamo preparato un croccante di patate, così, affettate le patate non trasparenti, sottili ma non trasparenti, le condiamo con il sale, con l'origano, con il rosmarino, un po' di peperoncino, mettiamo su una padella l'olio con l'aglio, mettiamo le patate, le compattiamo a mo' di frittata, le facciamo andare a fuoco dolce e col coperchio per circa 20 minuti, le giriamo, il croccante sarà veramente un croccante. Questo è il nostro ultimo appuntamento, l'ultima virgola all'interno del TG10, ma ci diamo appuntamento per l'autunno prossimo. E naturalmente ringrazio Attilio Sabato, il direttore, per avermi ospitata, il regista Luca Chito per avermi supportata, tutta la redazione e voi che siete stati veramente affettuosissimi nel seguirci. Noi comunque ci diamo appuntamento prossimamente. Nel mese di luglio avremo un appuntamento settimanale di cucina e dintorni, e quindi il nostro è solo un temporaneo arrivederci. Naturalmente saluto e ringrazio anche Uffa per avermi sopportata in tutte queste settimane. Ciao, ci vediamo prossimamente, a luglio, fra poco. Ciao! Grazie a Gemma Altimari e adesso il meteo e le previsioni per le prossime ore. L'anticiclone delle Azzorre, che quest'anno sembra particolarmente dinamico, si estenderà gradualmente verso est, interessando la Calabria e garantendo quindi un weekend e un inizio della prossima settimana tipicamente estivi con caldo gradevole. Domani cielo sereno o poco nuvoloso con formazione pomeridiana di nuvolosità comuniforme sui monti, dove nelle aree più interne potrebbero anche verificarsi deboli piovaschi. Si tratterà comunque di fenomeni poco degni di nota. Temperature in lieve aumento, ma non si tratterà certo di un caldo eccezionale. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari quasi calmi o poco mossi, venti deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata e buon weekend.